l'edilizia scolastica, la scuola che vogliamo in Veneto, io ho messo licenza dei miei appunti, il monitoraggio c'è stato nel territorio regionale, quindi se volete questo lo qua, guardiamo. se volete, no, ma noi abbiamo i dati sul monitoraggio, dopodiché il monitoraggio regionale è stato fatto e c'è un tavolo presieduto dall'assessore Galvani di questa provincia, è stato fatto per tutte le scuole superiori però, perché noi ci occupiamo di scuole superiori. L'alternanza scuola-lavoro, la terza area, il problema è che noi sembra non era, scusa, perché questa qua mi sta creando molti problemi anche con le famiglie, giustamente. Il problema della terza area, voi sapete che il discorso della terza area, che era una cosa caratterizzante per quanto riguardava gli istituti professionali del Veneto e basta, era una scelta regionale fatta nel momento in cui c'erano fondi per poterla attuare, quindi era una cosa solo nostra, che c'era solo in provincia di Vicenza, solo nella regione del Veneto. L'assessore Donazzano aveva detto che comunque i fondi sarebbero, l'anno scorso aveva detto che i fondi del Fondo Sociale Europeo sarebbero arrivati per questa cosa. Tu hai visto che hai capito dove sono stati dirottati. Allora secondo te, nel momento in cui devo decidere un bilancio, guarda, noi contestiamo il fatto che è stato finanziato con 1.800.000 euro l'assessorato all'identità veneta regionale, cioè queste sono le assurdità che dico, scusi, allora, perché Stival che si prende 1.800.000 euro che alla fine del mandato non li avrà spesi e ritroveranno. Però c'è un assessorato inutile che è equilibrio politico, che si prende renderemo conto di della questo terza area equilibrio politico. I soldi del Fondo Sociale Europeo, sai benissimo perché io ne ho partito in prima persona per il discorso della formazione professionale, sono stati dirottati negli ammortizzatori sociali. Sì, come si è riuscito a trovare i finanziamenti per i corsi di formazione agli adulti che vengono dal Fondo Sociale Europeo, che sono stati un'ottima cosa fondamentale, io ritengo, perché è un altro capitolo su cui nessuno ne parla, la formazione per gli adulti, i progetti Sirio, eccetera, eccetera. Stavo aspettando di ministeriale. Esatto, ecco, da 2 anni dicevamo. Io lo conosco direttamente perché mia madre si occupa di quello, ripeto, io mi chiedo, non stiamo parlando comunque, cioè, come minimo, almeno un anno di rifinanziamento. È stato rifinanziato. No, sto parlando della terza area. No, la terza area l'anno scorso è stata finanziata, cioè quest'anno infatti finisce, resta la terza e la quarta. Quest'anno è il problema, ripeto, perché io adesso, se noi andiamo negli istituti professionali, quelli appunto in cui c'era la possibilità, ragazzi che sono nel vuoto, cioè sospesi nel vuoto, quindi è una condizione tragica dal punto di vista. Allora io mi chiedo, quando si sono iscritti, purtroppo si era detto, il discorso della terza area, che era una cosa un'offerta in più rispetto, sì, però caratterizza questo territorio che sposa una politica industriale che va reso la può essere sostituita dal discorso dell'alternanza scuola-lavoro. Dopo dire che la scuola, ti parlo di quella vendita, è lontana dal mondo del lavoro, guarda che tutti gli investimenti, gli sforzi fatti in questi anni anche per l'offerta formativa, per creare un'offerta formativa sul territorio vicina al mondo del lavoro, sono stati riconosciuti da tutti. Io non sto dicendo che la scuola veneta è lontana dal mondo del lavoro, io dico semplicemente che c'è la volontà istituzionale di creare il collegamento e le province queste sono in prima linea, lo sappiamo benissimo. Basta vedere appunto le relazioni che ci sono su questi progetti, i progetti esposti sono tutti delle province e uno o due della regione, forse non so, nazionali, anzi non ho mai credo di conoscere neanche. Comunque, il problema sta poi nel concretizzare questo rapporto nella continuità, cioè nel rapporto in sé. Se noi andiamo a vedere. Però sul discorso della didattica e se volete usarmi in senso positivo, per quelle che sono state le mie esperienze, molto volentieri, quindi la mia mail è aperta, vi rispondo in qualsiasi momento su delle idee, su dei confronti quando volete. Trovo ottima l'idea che voi fate sul discorso dei trasporti, la trovo una cosa eccezionale, quella di creare un abbonamento regionale in accordo con i vari enti, e poi sapete che noi abbiamo FTV, no? Come provincia, sapete che FTV è quella che ha gli abbonamenti meno cari in assoluto di tutto il Veneto, perché noi mettiamo 2 milioni di euro. Io sono originario di Treviso, 2 milioni di euro. Mettiamo 2 milioni di euro tutti gli anni, anche là io per esempio avrei voluto mettere 2 milioni di euro a seconda del cioè
differenziare gli abbonamenti a secondo del reddito. La nostra giunta ha deciso che doveva essere uguale per tutti a cascata. Vabbè, sono scelte. Ecco, noi speriamo di poterli continuare a mettere questi soldi, perché è il terzo anno consecutivo, avremmo fatto una scuola nuova, quindi capisci che sono scelte. Però su questo veramente, se volete che facciamo uno studio insieme, se volete che cerchiamo un tavolo comune di raffronto, io investo naturalmente l'assessore Sandonati e l'assessore dei trasporti, e magari si riuscisse ad avere un abbonamento. C'era il problema di Trenitalia, a proposito che lei ha avuto dei problemi oggi. È tremendo. No, un problema, anche l'assessore Donazzani ci poneva la questione di mettere d'accordo le varie Sì, ma lì è un problema, a un certo punto lì si vede la volontà istituzionale di risolvere il problema di mantenere dei posti partecipanti, perché noi vogliamo toglierle tutte le partecipanti, vogliamo toglierle tutte. Ripeto, Io mi sono permessa su questo, se come la Lega Nord invece ha un comportamento di un altro tipo, uno si gioca le carte che ha. Su questo qua, se volete, dove abiti? A Treviso città? Io abito ai confini con Treviso. Su questo, se volete un confronto, se volete anche la mia disponibilità per quanto riguarda la provincia di Vicenza, o anche molto volentieri. Io mi sono permessa invece di farvi fare questo schema, che è uno schema che mi ha dato Sernagiotto della Regione del Veneto, su una proposta che lui farà per le scuole dell'infanzia. L'avete letta sui giornali? No? Allora, perché quando parlate di scuole private e di scuole pubbliche, io vi chiedo solo questo, di fare una distinzione fra scuole private e private, fra scuole private dell'infanzia, perché le scuole private dell'infanzia sono anche le scuole dei preti, cioè le scuole, capito? Noi abbiamo l'80% di scuole di preti, di sorette che su questo, per esempio su buono scuola, no? Che si dice, che poi si dice ok, va a salvare questa cosa, però allora lì bisognava fare una legislazione molto precisa, perché il buono scuola poi si tratta una volta. Per quanto riguarda le scuole superiori noi non lo condividiamo, per esempio il buono scuola, perché è evidente che la retta che paga uno che va a un istituto secondario superiore privato, paritario o non, è comunque sempre molto più alta di quanto uno sistema. Non ci arriveremo, però i posti ti dico, sulla scuola d'infanzia io dico, va bene, c'è questo problema, possiamo anche comprendere il fatto che sia necessario un intervento di questo tipo, che è sulla famiglia e non sulla scuola. Ok, sulle scuole superiori io non lo condivido, non lo condivido. No, lì potremmo aprire un dibattito, perché ci sono anche qua, ci sono scuole, ci sono i diplomifici, allora li facciamo un'azione seria con la Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ispettori ministeriali. A me lo dici, a proposito di chi deve controllare chi, e avete un paladino della legge, nel senso che io spada in resta, se volete, in modo più assoluto, guardate che io mi ritenga liberale, però sono convinta che ci siano scuole private che fanno bene il loro lavoro e scuole private che sono dei diplomifici. Detto questo, sul discorso degli asili, comunque qua ci sono i costi di un bambino ad un asilo privato, cioè quello delle suore per intendersi, e i costi di un bambino nella statale. Il costo di un bambino in un asilo privato è di gran lunga inferiore rispetto a quello dell'asilo pubblico, così come avviene anche nella scuola paritaria, perché allo Stato non costa niente. Quindi io vi chiedo solo questo, poi nel rispetto delle vostre idee, però di fare questo distinguo, perché noi di cui si parla di scuole private uno pensa solo alle scuole superiori, no? No, l'80% in Veneto. Su questa discussione lo lascio a te, Matteo, questo qua che... Su questi punti noi ci occupiamo di quello di cui noi ci occupiamo, cioè se parliamo delle scuole superiori, parliamo di scuole private, quando parliamo di scuole private, in quanto siamo un'associazione che si fa le scuole superiori, parliamo di quelle, perché noi non compriamo gli studenti. Però facciamo così, io se volete mi dai... Siamo in Veneto e ci rendiamo conto che non siamo in Emilia Romagna o in Toscana, però ripeto, secondo me c'è una discussione da fare che buona scuola per le scuole superiori, questo non lo so. Lombardia in Veneto. Però a quanto ammonta e abbiamo fatto un conto di quanto costa un ragazzo, anche un diplomificio allo Stato rispetto a quanto costa un ragazzo. Possiamo pensare soltanto al termine del costo che un ragazzo ha. Tu lo dici come principio? No, come principio, perché sembra che un principio motivato, cioè non perché sono uno statalista e tutto e basta.
Io penso tuttavia che c'è un modo per garantire un'istruzione per tutti, quindi gratuita e accessibile a tutti, no? Che c'è, però è chiaro che nel momento in cui costa, chiaramente costa, ma è un'elaborazione che lo Stato negli anni di come dire, filosofia giuridica e politica si è dato questa necessità del garantire la sanità, l'istruzione, appunto. Quindi quando si parla di garantire l'istruzione pubblica, no, e si chiede appunto di privilegiarla rispetto all'istruzione privata, a parte che c'è un articolo della Costituzione che dice appunto che ci possono essere istituti educativi privati senza oneri per lo Stato, no? Ecco, che poi intanto che il buono scuola ha dei principi di incostituzionalità, però è sulle famiglie, non è sull'istituto, quindi si è girato in questo modo, però io penso che un ricorso è una risposta politica, è una risposta delle regioni politica, da questo punto chiaro, di vista. io mi rendo perfettamente conto di questa cosa qui, da aspirante giurista mi accorgo che ci sono comunque delle incongruenze che rispetto a quella cosa lì, poi ripeto, è sulla famiglia, la situazione è questa, è chiaro che la legge non è statica, si adegua bene o male alla condizione sociale che si trova a regolare, però quando si parla di istruzione secondaria superiore io penso che il ragazzo intanto, anche se non hai i mezzi, non hai 7.000 euro per accedere alla media più o meno della penso sarà sul basso 500 euro al mese, penso 500 5.000 a 7.000 euro. Beonia questo circa su 12.000 euro. Beonia quanto? 12.000. Poi adesso fanno i nuovi progetti 2 o 3 anni meno. Sono su 15, no, 3 anni in uno è iniziato l'anno scorso. Che cosa sui 17? Però vedi anche là, 3 anni in uno, dopo c'è gente che va ad esaminare questi ragazzi. Io so che ne hanno bocciato più della metà. Che so anche che sono molto più facili rispetto a fare 3 anni. Insomma, quando ti bocciano a metà classe, insomma. Hanno bocciato metà classe all'esame di Stato. Finalmente c'è una commissione che si è tornati alle commissioni esterne. Non voglio La commissione è nominata dall'ufficio scolastico fino a qualche anno fa erano interne. No, però il presidente è sempre stato. Il presidente è stato. Ma io lo so perché purtroppo nei primi anni di scuola li ho fatti in istituto privato. In due, in uno serio e in un altro infatti mi hanno cazzato. Comunque in questo senso è un principio che deve essere sull'istruzione dell'infanzia, penso anche che sia un voler mantenere adesso lui da quello che ho capito io San Giotto vorrebbe farsi dare la delega dal ministero e i soldi, no, non so, il ministero spese 100 per tutta le per tutto il pacchetto materne statali e non statali, perché tanto sono due. Mi dai tutto e garantisco io, diventano tutte scuole non statali, però gli insegnanti mantengono il loro contratto, vengono pagati eccetera, e in questo modo qua è sicuro anche di risparmiare per investire nella prima infanzia. Glielo auguro perché lo permettono di fare una scelta. No, prendere tutte le scuole non statali, sì, ma non statali con gli stessi, non guardare il lato negativo, non avere questo pregiudizio, rendono tutte le scuole non statali mantenendo e garantendo agli insegnanti lo stesso tipo di contratto, ma in un'organizzazione privatistica, perché ti ho dato i dati, vedrai, un bambino alla scuola privata costa metà, meno della metà. Quindi dove ci sono gli sprechi? Capito? Dove ci sono gli sprechi? Noi abbiamo visto solo rivedendo i nostri contratti delle spese telefoniche, degli affitti, cioè tu hai visto, vedrai quanto abbiamo risparmiato solo andandoli a vedere, quindi tante volte se proprio è perché dello Stato si paga, no?